mattino di sabato prossimo, 13 maggio, la CISL ha organizzato un sit-in contro i disagi legati allo stop sul viadotto Petrusa. Agrigento e Favara attese sul posto. Irene Milisenda. Dopo l'inaugurazione e la cerimonia in pompa magna con la presenza dei ministri Alfano e Del Rio del primo lotto della strada statale 640, la cosiddetta strada degli scrittori, continuano i disagi nei collegamenti interni, nello specifico con la chiusura del viadotto Petrusa lungo la strada statale 122 che collegava Agrigento con Favara. Il ponte lungo più di 150 metri era stato chiuso al traffico da ANAS, che aveva fatto sapere che in complessivi 15 giorni il viadotto Petrusa sarebbe stato smontato e poi sarebbero stati collocati i nuovi pezzi prefabbricati per comporre un nuovo e sicuro cavalcavia. Dal 28 marzo scorso, però, data quest'ultima dell'inaugurazione del primo lotto della strada Agrigento-Caltanissetta, il cantiere del viadotto Petrusa è stato praticamente abbandonato e da mesi ormai i cittadini sono costretti a percorrere strade provinciali alternative. A seguito di ciò interviene la CISL Agrigento, che ha organizzato per il prossimo 13 maggio una manifestazione di protesta invitando le comunità di Agrigento e Favara più direttamente interessate a partecipare attivamente affinché si accelerino i tempi di ricostruzione del ponte e di ripristino del transito. Abbiamo raggiunto telefonicamente il segretario provinciale della CISL, Maurizio Saia. Abbiamo deciso di organizzare un sit-in sul viadotto Petrusa per lamentare ancora una volta un'incompiuta nella nostra provincia. Abbiamo invitato anche le amministrazioni comunali, il sindaco di Agrigento, di Favara e i rispettivi consigli comunali per far sì che tutti insieme, una volta tanto, ci mettiamo d'accordo per diciamo, richiedere un diritto di cittadinanza di cittadini ormai abbandonati e mortificati da una politica che è assolutamente sorda ed incapace di risolvere i problemi di chi ha effettivamente esigenze. L'evento si terrà il 13 maggio, sabato, quindi prossimo, dalle ore 9 presso la rotonda che è dislocata immediatamente prima di quello che è rimasto del viadotto Petrusa. Speriamo che la partecipazione sia abbastanza massiccia, perché dobbiamo gridare al governo siciliano e al governo nazionale perché non possiamo più accettare condizioni simili. Se un finanziamento c'è stato, se una strada è stata inaugurata, non comprendiamo com'è che il ponte che collega Favara e Agrigento non sia stato previsto in questi lavori.